Nuovo mandato per Alfio Mannino, riconfermato alla guida della CGIL siciliana, a conclusione del 17° congresso regionale. Inizia con una promessa di mobilitazione contro il progetto di autonomia differenziata, un provvedimento, afferma Mannino, che metterebbe in ginocchio il Mezzogiorno e la Sicilia, che non serve il Paese. Questo quanto ha affermato sul palco dopo la sua rielezione. Lanceremo già dai prossimi giorni la mobilitazione. Mannino è stato eletto con 148 voti a favore, 4 contrari su 152 aventi diritto al voto, confermata anche la segreteria uscente, composta da Angela Biondi, Ignazio Giudice, Gabriella Messina e Francesco Lucchesi. Ampia la partecipazione al congresso, che ha visto tavole rotonde, dibattiti e conclusione della vice segretaria nazionale Gianna Fracassi. Mannino è tornato sui temi che saranno al centro dell'iniziativa sindacale dei prossimi tempi. E per me è un grande privilegio guidare questa organizzazione, guidarla con i problemi in una fase particolarmente drammatica. Avere questa attestazione di stima significa che la CGIL siciliana vuole dire una cosa molto semplice. Qui non è un giudizio su una persona, ma si vuole dire alla società siciliana che oggi serve alla Sicilia una CGIL unita, perché una CGIL unita significa poter dare più forza ai lavoratori e alle lavoratrici. Io credo che la CGIL siciliana dimostra di avere un grande gruppo dirigente, lo dimostriamo ogni giorno nei luoghi di lavoro e nei territori, abbiamo ancora tanto lavoro da fare e a partire da domani dobbiamo con più determinazione continuare a farlo. Dal lavoro che dovete fare al lavoro che in teoria si deve trovare in Sicilia, si deve ricercare? Ma assolutamente sì, purtroppo tanti e troppi sono ancora i posti di lavoro che mancano, tanti e troppi sono i livelli di disoccupazione, specie giovanili e femminili, e poi c'è un grande tema, non solo il lavoro che manca, ma quel lavoro che c'è spesso è sfruttato, sottopagato, umiliato, e quindi c'è da ridare davvero dignità al lavoro. Per chiudere, da luglio/dicembre ci saranno probabilmente altri disoccupati in Sicilia, sono i percettori di reddito di cittadinanza che poi non rientreranno nelle proroghe. Per questa gente che spesso magari ha anche 50 anni, cosa si può fare? Ma innanzitutto noi riteniamo che sia stato un errore tagliare la spesa per il contrasto alla povertà. Dopodiché è del tutto evidente che il nostro auspicio è che ci possa essere un elemento di riflessione per tutelare queste persone, e poi serve davvero una riforma del mercato del lavoro che provi a includere anche coloro i quali oggi sono esclusi, per provare a includere coloro i quali vivono una condizione di fragilità, perché io voglio ricordare che tra i percettori di reddito di cittadinanza almeno il 30% sono di persone che hanno un'integrazione rispetto al salario che già hanno. Questo significa che sono lavoratori poveri e noi non possiamo lasciare questi lavoratori in una condizione di ulteriore povertà.